Non solo il vento, anche il freddo pungente. Con questi ingredienti, decisamente insoliti a primavera inoltrata, si è consumata questa mattina la quarta tappa del Giro Sardegna 2024. Un confronto sofferto, costruito su un tracciato di 92,31 km per il medio giro e 117,69 per il Gran Giro, sviluppato all'interno dell'isola su strade senza traffico con 2 salite, 4 nel Gran Giro, piuttosto impegnative. La corsa, alla scoperta delle pendici del Monte Ortobene, è iniziata puntuale alle 9 del mattino. Dallo spazio antistante il Club Hotel Marina Brici di Orosei, il gruppo è partito e poi rimasto compatto sino alla prima salita posta all'uscita di Galtellì. Il primo, timido, tentativo di fuga, è quello del portacolori dell'SD Freccerosse Santo Albanese e dell'egiziano del Team Lelli Samir Adel Anna. Dopo pochi chilometri sale però in cattedra un sestetto capitanato da Frederic Baesso, ma soprattutto dal francese Maxime Coevret. È lui che da dietro il gruppetto si rende protagonista di quella che diverrà, col passare dei minuti, la fuga più convincente. Con il connazionale Jérémy Béaudi e altri 4 corridori, il tandem trasalpino prende le redini della corsa, mentre la maglia rosa del medio giro, Matteo Fontanelli, sembra stare in campana nel gruppo che segue a circa un minuto di ritardo, quasi a voler conservare le energie per le battute finali della sfida. Il colpo di reni di Fontanelli arriva poco dopo. Sull'ennesima salita l'atleta della Imola Bike si alza sui pedali e aggancia la testa della corsa. A circa 30 km dal traguardo, la lotta per la vittoria finale è un affare per 3. Con Fontanelli ci sono anche Coivret e Luca Boschini. Da lì in avanti, nelle ripide discese tecniche, corsa infinita sino alla volata finale che premia con merito il francese che, vittima di una foratura nella prima tappa, mai si è arreso, soprattutto nella difficile e più dura parte centrale. Coivret chiude davanti a Luca Boschini e Matteo Fontanelli. Nel medio giro femminile ancora poco da raccontare. Lo strapotere dell'americana Pena Antigone spegne le velità di rimonta delle avversarie sul nascere. L'atleta a stelle strisce chiude la gara in 2 ore 36 primi e 55 secondi con 2 primi e 21 di vantaggio da Dana Wagner e addirittura 5 e 23 da Sandra Hall. Una caduta accidentale ha condizionato invece l'esito finale del Gran Giro maschile. La corsa è stata interrotta per permettere l'arrivo dei soccorsi. La prolungata e obbligata sospensione ha costretto a risalire all'ultima rilevazione del tempo, il controllo intermedio. Ne è venuta fuori una classifica parziale convalidata dal giudice di gara. Il più veloce nel maschile è stato dunque Filippo Cagliari dell'SD Guarda Scout, la cui prima rilevazione è stata fermata su 1 ora 13 primi e 25 secondi davanti a Luca Chiesa e Andrea Bais. Nel femminile è invece successo della solita Annalisa Prato che ha tagliato per prima il traguardo davanti alle solite Mara Manfredi e Tamara Beran. Freddo, vento, ma nella parte centrale della gara hai lasciato il segno. È stata una gara molto difficile, però ero molto arrabbiato da ieri. Ho deciso di gareggiare con il cuore e non con la testa, quindi volevo cominciare a correre sin dall'inizio e ho usato la mia mente per mettermi sempre davanti e sono rimasto lì per tutto il tempo e poi da lì senza utilizzare aiuti sono riuscita ad arrivare. And I arrived with the 2 first of the general classification, so it was very easy to manage because at the end I don't have to collaborate with them. Questa vittoria crea un po' di delusione. La sensazione è che avresti potuto gareggiare per i primissimi posti? Yes. Sì, il primo giorno avevo una ruota bucata, quello di ieri è stata una brutta storia e quindi oggi volevo davvero provare a recuperare e sapevo che ce l'avrei potuta fare e ora voglio provare a gareggiare per il primo posto. C'è ancora una vittoria di tappa possibile? Pensavo che me la potevo giocare l'ultimo giorno, però visto che domani parteciperò alla gravel finirò praticamente morto e quindi vedrò cosa riuscirò a fare. So I think Friday it will be complicated, but it's the last day. I have to give everything and wait and see. Il Giro Sardegna entra nel vivo, ma non è solo tanto agonismo, ma è anche tanta goliardia. Siamo con gli Avengers di Bergamo, che ringrazio e che saluto. Secondo appuntamento al Giro Sardegna, giusto?
Esatto, eravamo presenti anche l'anno scorso, era stata una bella esperienza, per cui abbiamo detto dai, torniamo anche quest'anno che ci siamo divertiti e vogliamo passare un'altra bella settimana di ciclismo a 360 gradi. Anche Luca l'ha fatta la scorsa edizione, cosa c'è di diverso in questa ad esempio? L'anno scorso ci è piaciuta molto, abbiamo deciso di ripeterla, quest'anno siamo un gruppetto più numerosi, abbiamo portato anche gli amici della TCT e ce la stiamo vivendo più in gruppo e ci sta piacendo molto anche questa edizione. Allora, capitolo goliardia, come si consumano le serate qui a Orosei alla Marina Beach? Ma dai, diciamo che cerchiamo di fare un casino positivo, di cercare di passare le serate insieme, preparare qualcosa di particolare. Ad esempio l'altra sera è arrivata la ragazza del nostro amico, gli abbiamo preparato un cartellone in bergamasco per aspettarla all'aeroporto e siamo andati a prenderla. Il problema è che magari animare è difficile perché l'indomani ci deve correre comunque. Sì, ma noi andiamo piano, non c'è problema. Consiglio per la prossima edizione, perché venire al Giro Sardegna? Perché si conoscono tante persone provenienti da tutta Italia e non solo, si ha la possibilità anche di parlare con persone provenienti all'estero e capire un po' come vivono loro il ciclismo e poi appunto si conosce tanta gente che va forte anche e in più si vedono anche dei bei posti della Sardegna, non solo con le tappe ma anche nel post tappa ci si può godere tutto il paesaggio e il territorio.